Orecchio, naso, gola. Oggi parliamo di tutte le problematiche relative all'otorino-laringoiatria. Infatti andiamo a visitare il reparto qui all'Arnas Garibaldi Nesima, diretto dal dottor Ferdinando Raso. Il dottore Raso è a capo di questo reparto che si compone di quanto personale, quanti medici, quanti tecnici? Un direttore, 8 collaboratori medici, 6 fra tecnici, audiometristi, audioprotesisti e poi c'è il personale infermieristico. E quanti posti letto? Allora, noi abbiamo in effetti, è una cosa come dire, un po' elastica perché avremmo 8 posti letto e però diventano 12 o 14. Possono espandersi sì, all'occorrenza. Si espandono assolutamente, ma di fatto sono sempre espansi. Voi avete un pubblico, insomma, pazienti che si rivolgono a voi da tutta la Sicilia? Assolutamente sì, soprattutto per alcune patologie. Quali in particolare? Ma prevalentemente per la patologia dell'orecchio, per la microchirurgia dell'orecchio, nella quale abbiamo, come dire, una specialità decisamente importante. Quindi chirurgia della sordità, perché la sordità... Non solo della sordità, ma anche chirurgia di tutte le forme infettive dell'orecchio che sono estremamente pericolose, perché con un'otite cronica si può morire di ascesso cerebrale, di meningite, quindi ovviamente a parte il fastidio della secrezione nell'orecchio, però c'è anche un risvolto molto più importante al quale non ci si può sottrarre. Quindi quali sono i principali interventi? Intanto parliamo di quelli chirurgici che qui effettuate. Gli interventi chirurgici sono le timpanoplastiche, che significa? Non significa plastica del timpano, ma di tutta la cavità timpanica. Quella che riguarda solo il timpano si chiama miringoplastica, che è la plastica della miringe o timpano. Ma che significa? Viene sostituito? No, con viene rimossa tutta la componente infettiva, lavorando al microscopio ovviamente, e laddove possibile, ma questo cerchiamo di farlo con più frequenza rispetto al passato, quando l'intervento era molto demolitivo, cerchiamo di ricostruire l'orecchio anche funzionalmente. Quindi non dare solamente un orecchio asciutto, ma anche un orecchio funzionale. Restituire anche la sua funzione. E quali ancora? Quali altri interventi? Ovviamente gli interventi di otosclerosi. Otosclerosi peraltro è la malattia che rese sordo Beethoven. Cioè l'ossicino più piccolo del nostro corpo, che è la staffa, è uno dei 3 ossicini dell'udito, si blocca e il paziente diventa man mano più sordo. L'intervento consiste nel rimuovere la staffa dal condotto uditivo, quindi con pochissimi spazi a disposizione, fare un foro da 5 decimi di millimetro e al posto della staffa bloccata mettere una microprotesi in platino e silicone, o in teflon o in titanio, insomma ce ne sono tanti. Infinitamente piccolo, sembra fantascienza, ovviamente la tecnologia gioca un ruolo molto importante nel vostro ambito. Sì, la tecnologia gioca un ruolo molto importante soprattutto nei microscopi, e più che la tecnologia sono degli interventi in cui è indispensabile la partnership con gli anestesisti. Ci sono degli interventi, per esempio gli interventi di endoscopia sul naso, in cui se non c'è un rapporto di conoscenza stretto con l'anestesista e il paziente non viene tenuto in ipotensione seria, non si riesce a fare l'intervento con grandi difficoltà perché il sangue non ci permette di vedere. Tra l'altro so che voi siete forse l'unico, se non uno degli unici in Italia, centri che possono praticare questo tipo di interventi in anestesia locale. L'otosclerosi facciamo scegliere al paziente. C'è il vantaggio che il paziente subito alla fine dell'intervento capisce di sentire, altrimenti deve aspettare una ventina di giorni che si rimuovono i tamponi. Per quanto riguarda Qual è il vantaggio altri, dell'anestesia locale quando la usate? No, diciamo, per quanto mi riguarda il vantaggio è quello che il paziente abbia subito la consapevolezza che l'intervento è andato bene, altrimenti per sapere di sentire deve aspettare 20 giorni. Ma letteralmente alla fine dell'intervento gli fate le domande, ci sente? Subito, sì, è vero, sì, si rimette il timpano a posto e uno pianissimo, si chiama acumetria vocale, pianissimo parla col paziente, proprio sospirando, se il paziente sente ovviamente lo dice chiudendogli l'orecchio buono, se fosse buono, perché spesso è bilaterale. Certo, sono tutte e due. No, dicevo, l'anestesia totale è da evitare nei casi, per esempio, di pazienti molto anziani oppure debilitati, con comorbidità. Esatto, anche in questo ci vuole una indispensabile la partnership con l'anestesista. Per esempio in qualche timpanoplastica in pazienti con comorbidità, perché
cardiopatici, broncopatici, ipertesi, infartuati che da non poco. possono Insomma. affrontare. Sì, ma infatti tramite questa escamotage siamo riusciti a praticare nell'ultimo anno e mezzo, 4 interventi di impianto cocleare in anestesia locale. E questa è una cosa che non tutti in Italia fanno, No, anzi credo che pochissimi. l'abbiamo fatta solo in 2 centri in Italia. Complimenti, perché appunto è una vostra eccellenza. Ma ci sono diverse patologie che interessano, ovviamente è ad un amplissimo raggio, orecchio, naso e gola. Possiamo parlare soprattutto anche di prevenzione? Assolutamente sì, prevenzione sia primaria che secondaria ovviamente, prevalentemente chiaramente nelle neoplasie, soprattutto nelle neoplasie della laringe o anche del cavo orale, ma della laringe ancora di più, perché oggi se il paziente viene alla nostra osservazione con una neoplasia delle corde vocali piccola, si può lavorare bene col microscopio in microscopia e quindi con mini invasività. Però il paziente per prevenzione secondaria deve essere visto nel corso dei mesi, prima ogni mese, poi ogni 6 mesi, in maniera tale da, nel caso di recidiva, di intervenire immediatamente. Oltre alle patologie tumorali poi ci sono anche le malattie congenite e quelle infettive. Sì, diciamo che le malattie congenite riguardo al collo sono delle malattie per fortuna non particolarmente gravi, come le cisti congenite del dotto tireoglosso, le cisti laterali del collo, che arrivano a diventare enormi perché talvolta crescono d'improvviso, ma non rappresentano grandi difficoltà nonostante la sede sia una sede delicata perché c'è la carotide, la giugulare, il nervo vago, e queste sono dalla nascita, anche se si manifestano spesso tardivamente. Malattie congenite che noi trattiamo con più frequenza sono quelle della sordità, cioè la sordità congenita che può essere sindromica o no, cioè legata ad altre patologie o in cui il fatto cromosomico agisca solo, si fa per dire, nell'orecchio interno. E lì che cosa come si interviene? Chirurgicamente? Con l'impianto cocleare. L'impianto cocleare è un dispositivo estremamente avanzato che sostituisce la coclea, che è l'organo uditivo. È un servizio... Non è una protesi, è un orecchio artificiale, un orecchio bionico a tutti gli effetti. E questo è un intervento del Servizio Sanitario Nazionale? Sì, certo. Con un'informazione che va data No, è un magari intervento assolutamente del Servizio Sanitario Nazionale, perché la protesi poi ha un costo molto elevato, perché le protesi costano, il dispositivo diciamo, costano 20-22 mila euro, però diciamo che c'è una tecnologia, non è paragonabile a una protesi acustica, il paziente sente male, va a mettere l'apparecchietto, come si dice. Il famoso apparecchietto, certo. No, non c'è paragone, se un apparecchietto acustico costa 5.000 euro, l'impianto cocleare dovrebbe costarne 100.000. E questo risolve letteralmente i casi di però sordità bisogna limitare, cioè l'impianto cocleare si può fare o in un bambino nato sordo, prima si opera meglio è, io il più piccolo che ho operato non aveva 11 mesi, e crescono e quando sono adulti lei gli parla e non capisce che sono impiantati, cioè parlano e non si deve sostituire nella crescita, resta per sempre. No, è tutto dentro, c'è una parte esterna che magari si rompe e si può sostituire, che si ricarica con le batterie, ma quella interna solo se si guasta, ma accade rarissimamente. Oppure si possono operare i pazienti adulti che sono diventati sordi. Ma un paziente nato non udente che arriva a 40 anni non può essere operato perché il centro del linguaggio si è atrofizzato. Certo, non ha imparato non anche ha imparato, e a quindi sentire e a proprio parlare. da un punto di vista centrale il cervello non lo aiuterebbe. Quindi prima si sentirebbe interviene rumori, non capirebbe le parole. Molto interessante. E dal punto di vista farmacologico, a che punto, quali sono le ultime frontiere? Cioè, ma guardi, da un punto di vista farmacologico, ovviamente le cose più importanti che ci riguardano, ripeto, sempre a parte la farmacologia anestesiologica che ha fatto dei passi da gigante, i pazienti riescono ad essere trattati con una maneggevolezza estremamente più elevata. Ma da parte nostra, ovviamente, quello che ci interessa di più è il trattamento antibiotico, sia perioperatorio, preoperatorio, postoperatorio, e in questo devo dire che purtroppo la colpa del malfunzionamento degli antibiotici è solo della classe medica. Ne abbiamo presi troppi. Ne abbiamo presi troppi, non presi secondo le giuste indicazioni, secondo i giusti tempi,
e i batteri si vaccinano agli antibiotici. Quindi è una lotta continua. È una lotta continua. Bisogna aggiornare continuamente questo tipo di difesa. Fino a che non si cambierà completamente l'orientamento della farmacologia antibiotica dovremo combattere. Dottore, lei come vede il futuro di questo reparto? Come sogna il futuro di questo reparto? È un ambito in cui l'intelligenza artificiale, abbiamo parlato della tecnologia mi-invasiva, appunto microscopica che voi usate, ma l'intelligenza artificiale anche che in altri ambiti è molto lavoriamo endoscopica, naso, certo. Sia con gli ascessi, con le infezioni nasali, ma possiamo fare per via nasale in microinvasività anche i tumori dell'ipofisi, per esempio, che prima venivano fatti attraverso il naso con una tecnica molto più invasiva, con le fibre ottiche molto più semplici. Questo ci riporta anche a multidisciplinarietà fra i vari reparti. Sì, diciamo che l'otorinoringoiatria... Intervenite voi anche per altri. L'otorinoringoiatria, diciamo, è una specialità molto borderline con la chirurgia, con la neurochirurgia. Sono molte le patologie che noi trattiamo al confine o dentro l'encefalo, sia attraverso dal naso che dall'orecchio, così come con la chirurgia toracica per i tumori del collo, nella porzione più bassa del collo. Le porte endoscopiche, insomma, per arrivare esatto. altri L'intelligenza artificiale, perché in molti ambiti abbiamo riscontrato che già si usa e che avrà grandi sviluppi, invece forse nel vostro ambito è diverso? No, nel nostro ambito attualmente l'intelligenza artificiale non serve a molto, diciamo che ci sono delle cose ancora che possono essere migliorate ed esplorate come la chirurgia robotica, che però in otorino non ha enormi indicazioni. Per carità, si può usare, ma laddove è più difficile farlo in microscopia. L'intelligenza artificiale credo che serva prevalentemente, per quanto riguarda l'otorino, per la ricerca, ma non proprio per la pratica chirurgica. Può clinica. Essere un aiuto nella diagnosi? Ma guardi, la diagnosi, un mio grande maestro diceva che noi siamo tanto bravi perché abbiamo la TAC, la risonanza, l'ecografia, ma la prima cosa che un medico, che sia otorino o ginecologo, deve pensare, deve attenzionare è la clinica. Quindi l'esperienza, ovviamente. Altrimenti finisce il medico. Per rispondere a quella mia domanda, che è la domanda conclusiva, il futuro è sempre l'uomo in otorinolaringoiatria. Assolutamente. L'uomo medico e l'uomo paziente. Tutto, chiaramente. Diciamo che certamente le innovazioni tecnologiche per tante cose, la gestione del nervo faciale con i rilevatori di toccamento, di danneggiamento del nervo, i nuovi microscopi, ma senza l'uomo non so ancora per quanti anni, e per fortuna, perché lunga vita. non riesco a pensare a un rapporto medico-paziente che sia un rapporto macchina-paziente. Continuate così, buon lavoro. Grazie al dottor Ferdinando Raso. Grazie. Ferdinando Raso e l'otorino sono a Catania, per la Sicilia, un riferimento, non solo per la chirurgia di altissimo livello, chirurgia oncologica, chirurgia che impegna professionisti in team, non solo gli otorini, gli anestesisti, i chirurghi vascolari, insieme a volte anche ai neurochirurghi, ma si spinge in alcune nicchie della professione, della disciplina, come ad esempio la sordità gestita con impianti cocleari. È un vanto poter dire che al Garibaldi, in Sicilia, a Catania, per i nostri pazienti, riusciamo a rispondere come rispondono a livello nazionale ed internazionale otorini di altissima specialità.